Mario, lei abita in questa zona, siamo al Bassanello e quindi vive proprio ai margini del Bacchiglione. La vedevo scrutare, insomma, un po' preoccupato il fiume, in più dice che non c'è molta informazione per quanto concerne il discorso degli aggiornamenti del maltempo e del fiume. Io di solito sono collegato sempre in internet, su Facebook, non trovo molta informazione riguardo quello che sta accadendo nella città di Roma, ma di Padova se ne parla ben poco, oppure sono solo degli accenni. Comunque qui la situazione è abbastanza drammatica, io penso che il fiume nelle prossime ore si ingrosserà ancora di più, questo no a detta mia, ma soprattutto di persone esperte, di sommozzatori che conoscono molto bene i fondali del Bacchiglione, di questo fiume. Allora io mi permetto di ricordarle sempre il gruppo editoriale TV7, quindi in Facebook lì troverà tutti gli aggiornamenti, tutti i video appunto che stiamo realizzando noi di iReporter e in più le ricordo anche la possibilità, se vuole, di partecipare mandando foto e video. Com'è vivere, mi chiedo però, sempre con quest'ansia anno dopo anno? Ma il problema è sempre il solito, dicono i politici dei lavori che fanno fare, poi non vengono fatti perché mancano i soldi, la solito scaricabarile. Comunque è un problema che il fiume non è stato, cioè vale a dire non ci sono più gli addetti, i famosi sabbiatori che tiravano su i fondali, pulivano i fondali tiravano su la sabbia. Questo non viene più e di conseguenza il letto addirittura si parla di 4-5 metri, ecco perché poi ci sono le esondazioni. Questo ha detto di alcuni di Padova che conoscono molto bene i fondali